Porta Vescovo, innalzata sotto la Repubblica Veneta nel 1520 sulla preesistente cinta scaligera di fine 200, è uno dei simboli di Verona, città inserita nella World Heritage List dell'UNESCO, ma è anche una delle aree più deturpate da vandalismi e accampamenti vari. Per questo assume ancora maggiore rilevanza il progetto che l'associazione Museo della Radio sta realizzando con il Comune per la riqualificazione del sito, restituendo alla porta la sua dignità di monumento con la splendida impostazione rinascimentale a destra in stile asburgico verso la città, ma anche la possibilità di essere fruito e goduto dal pubblico. La porta è diventata sede della collezione unica al mondo del Museo della Radio, compreso il suo oggetto di punta, l'antenna wireless da cui Guglielmo Marconi dal Panfilo Elettra nel porto di Genova il 26 marzo del 1930 lanciò il segnale che accese le luci a Sydney. Nel 2022 i pezzi più rappresentativi saranno collocati in porta, ma si mira a mantenere l'esposizione permanente con un filo conduttore la comunicazione a Verona. Spazio volto a far vedere materiale inestimabile della zona, dal ripetitore di Castel San Pietro alla macchina del cinema Smeraldo donatoci dalla famiglia Danzi, e volto soprattutto a dare la possibilità ad artisti e persone del luogo che vogliono esporre all'interno della porta, perché la porta è dei cittadini, la porta deve essere assolutamente aperta e deve essere monitorata sempre, perché la zona la conoscete benissimo tutti com'è. Avere un'associazione, avere comunque cultura all'interno vuol dire riqualificare una zona che merita di essere riqualificata soprattutto per i suoi cittadini e ridare alla città quello che era un tempo. Ma a Porta Vescovo si respira anche aria di lirica. Qui si respira la collezione di Alberto Chiantere, mio padre, fondatore storico 20 anni fa del museo, adesso collezionista assolutamente di lirica dedicata a Verona e al Novecento. Zenatello, grazie a Zenatello abbiamo tutto quello che abbiamo in arena, anzi che non abbiamo quest'anno, o avremo parzialmente. Grazie a Zenatello si è scoperta Maria Callas. Dal 18 Alberto Chiantere terrà le sue serate dedicate assolutamente alla lirica del Novecento. Si potrà parlare, interagire, naturalmente si entrerà contingentati vista l'emergenza e pian piano cercheremo di tornare alla normalità.